Conto alla rovescia per l'avvio della 115ª edizione di Fiera Cavalli, manifestazione dedicata al panorama equestre internazionale che si svolge a Verona dal 7 al 10 novembre. Questa rassegna è diventata ormai parte indissolubile della città scaligera, essendo nata nel 1898 in concomitanza con la nascita della fiera stessa. Tornano dunque nei padiglioni di Viale del Lavoro i cavalli di tutte le razze del mondo. Per 4 giorni 3.000 esemplari, 500 in più rispetto alla scorsa edizione, diventano i protagonisti di Fiera Cavalli. Come ogni anno sono numerose le iniziative in grado di coinvolgere e divertire ogni tipo di pubblico, dall'operatore di settore fino alle famiglie e ai bambini. Oltre all'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto, ostacoli e di attacchi, in programma le attività ludico-didattiche del Villaggio del Bambino, gli spettacoli del Galà d'Oro, Opera e del nuovo Palafiera, senza dimenticare il Western Show e la tradizionale sfilata delle carrozze nel centro storico di Verona, che si svolgerà la mattina del 9 novembre. Tra le curiosità di quest'anno, Charlie, il pony più piccolo al mondo, e la razza Shire con gli esemplari più alti. Quest'anno poi tornano le notti di Fiera Cavalli, con la possibilità di vivere il quartiere dalle 19 alle 23, grazie agli eventi folcloristici del Villaggio delle Tradizioni. A ogni edizione Fiera Cavalli batte ogni record con una media di 650 espositori, di cui 136 esteri da 24 nazioni, oltre 150.000 visitatori attesi, di cui 20.000 stranieri da 75 paesi e più di 180 eventi, gare sportive e convegni. Numeri che rappresentano un settore vitale nel paese e fanno di Fiera Cavalli uno strumento per lo sviluppo del comparto legato al cavallo e alla zootecnia made in Italy. Ad inaugurare domani la rassegna di riferimento del panorama equestre internazionale il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, onorevole Nunzia De Girolamo, con il saluto del picchetto d'onore del Corpo Forestale dello Stato.